Padovano flagellato dal maltempo stanotte, bomba d'acqua in città e tromba d'aria sui colli euganei, decine di alberi caduti, enorme platano centra una casa, dramma sfiorato. Richiedente asilo del Burkina Faso residente nell'Alto Vicentino sorpreso a guardare video dell'ISIS in bus, indagini in corso da parte della polizia. Spaccio di eroina killer, arrestati i pusher italiani insospettabili, le indagini partite dalla morte di un uomo per overdose, l'allarme dei carabinieri di Conegliano gira una partita di droga letale. Predoni in azione nel cuore di Padova, i ladri hanno sfondato una vetrina in via Altinate arraffando merce per migliaia di euro, ingente il bottino nel mirino, capi d'abbigliamento firmati e costosi. Lo scorso dicembre, distraendo una commessa, ruberò 20.000 euro di preziosi in una nota gioielleria di Cortina. L'Arsenio Lupin in gonnella è una nomade arrestata dalla polizia. Capo reparto condannato per estorsione a 3 anni e 8 mesi, pretendeva regali dai suoi sottoposti per concedere loro le ferie, è accaduto a Scorzè. Ha accolto in casa 6 profughi, è andato al professore trevigiano Antonio Calol, riconoscimento europeo dell'anno, premiato per il suo impegno nell'integrazione. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora il maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione, particolarmente colpita la scorsa notte e questa mattina all'alba l'area del Padovano, strade e campi allagati, sfiorata la tragedia in via Romana Apponense. Sentiamo. Se cadeva l'albero successivo c'erano sicuramente almeno 2 persone ferite o anche di più, e quindi il pensiero che potevo lasciare orfana mia figlia mi angoscia molto. Egidio Golo alle 4:40 di oggi si è affacciato per vedere il temporale e invece si è visto cadere sul tetto di casa uno dei platani che stanno di fronte e che costeggiano via Romana Apponense nell'ultimo tratto sotto Padova ai confini con Abano. Il grande albero ha colpito con la cima il tetto dell'abitazione in una parte non abitata. Se fosse caduto il platano a fianco sarebbe stata una tragedia che comunque si poteva evitare. Il problema è che il comune era stato avvisato più volte della pericolosità di questi alberi, ma per mancanza di fondi o per scelte politiche non vengono potati. Quella lì, quando è venuta giù quella lì, è venuta giù piano e poi all'improvviso, brunf, caduta. La pianta è sana? È sanissima. Si può tranquillamente, non c'è nessuna carie, nessuna. Per Pietro Angelo Vicario molti danni nel suo vivaio. Sono 2 i platani, miei amici platani, dice, caduti dentro la sua attività. Anche per lui la causa è la potatura sbagliata. Lo vede subito che la pianta si espande in alto e quindi espone la sua massa a dei forti venti. Quindi bisognerebbe fare invece una potatura di rinnovo in maniera di riavvicinarsi al tronco. Secondo il florovivaista, altri platani sono a rischio caduta lungo la strada per Abano. Super lavoro per i vigili del fuoco a Selvazzano, in via Montecchia, a fianco il Golf Club, per la lunga sequenza di alberi finiti sulla strada, che i pompieri hanno dovuto poi tagliare per consentire la circolazione delle auto. Decine e decine gli interventi dei vigili del fuoco a partire dalle 5:30 del mattino, soprattutto nella zona ovest della cintura urbana e nella direzione Colli Euganei. Ed un primo pesante nubifragio aveva già colpito Padova nella serata di ieri, sentiamo. L'ondata di fortissimo maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Padova aveva già avuto un epilogo preoccupante nel tardo pomeriggio di ieri in città. Case, negozi scantinati, allagati, sott'acqua non solo alcuni sottopassaggi ma anche diverse strade. Qui siamo in zona brusegana. Inizialmente soltanto un po' di grandine eccetera eccetera, poi è aumentata a dismisura la pioggia fino a vedere onde alte fino a mezzo metro sopra la linea del marmo della vetrina. E entrava tutto? Entrava tutto. Noi, quelli in fianco, gli stabili qua, la padrastra, ovunque. I televisori ci sono delle problematiche non indifferenti. L'acqua è veramente devastante per quanto riguarda l'elettronica. L'acqua è entrata fino al banco del bar praticamente, non tanto per l'altezza dell'acqua quanto il passaggio delle auto che creava effetto onda, di conseguenza l'acqua è arrivata fino a lì e ci ha rovinato tutto il parquet che abbiamo. Anni fa è successo che un allagamento del genere, però non di queste proporzioni, l'acqua è defluita in 2 o 3 ore, quindi c'è qualcosa che non va.
Abbiamo fatto i vari solleciti, però finora il comune non ha mai fatto niente. C'è stato poco tempo per fare la conta dei danni, visto che il maltempo è ripreso alle 3:30 di notte. Pesanti poi anche i disagi alla circolazione, con le tangenziali andate in tilt dalla prima mattina. Ci spostiamo ora nella Marca trevigiana con l'arresto dei pusher del 34enne morto lo scorso dicembre a Gorgo al Monticano per overdose. 7 i denunciati smerciavano l'eroina killer. Sentiamo. Spacciavano l'eroina gialla, l'eroina killer, quella che nel veneziano dallo scorso settembre ha mietuto addirittura 16 vittime, quella che la notte tra il 7 e l'8 dicembre dello scorso anno ha portato alla morte un 34enne di Navolè di Gorgo al Monticano, Mauro Lunardelli. Secondo i carabinieri del nucleo radiomobile di Conegliano, a vendergli la dose fatale è stato un disoccupato di 45 anni di Monastier, con cui si era incontrato la sera prima a Ponte di Piave. L'uomo è stato arrestato su ordinanza di custodia del GIP Angelo Mascolo insieme a un altro 45enne di Monastier operaio. L'accusa è di spaccio e morte come conseguenza di altro reato. Obbligo di firma invece per il terzo componente del sodalizio, un 36enne di Gorgo al Monticano. Militari in azione anche a Fontanelle, Breda di Piave, Motta di Livenza e Ceggia. Stamattina, oltre alle misure cautelari, abbiamo eseguito anche 4 perquisizioni domiciliari nei confronti di 3 italiani e di uno straniero. Non degli spacciatori improvvisati o dei consumatori indotti a smerciare la droga, ma soggetti dal buon tenore di vita. 4 insospettabili perquisiti, telecamere di videosorveglianza e lettura delle targhe. I carabinieri stavano sotto da mesi alla banda e già a gennaio avevano arrestato una prima volta il pusher di Lunardelli a Roncade di ritorno da un viaggio a Bologna dove si era rifornito della pericolosa eroina. Tutte le droghe sono pericolose, l'eroina lo è in maniera particolare. In uno di questi casi abbiamo accertato con gli esami qualitativi che una partita di sostanza di eroina aveva oltre il 50% di principio attivo, quindi già questo la fa diventare molto probabilmente letale. Predoni in azione nel cuore di Padova, i ladri hanno sfondato una vetrina in via Altinate arraffando merce per migliaia di euro. Vetrina in frantumi, ladri in azione, bottino caricato su un furgone, poi la fuga, tutto in pochi secondi, poco prima delle 5 del mattino. Un furto come tanti altri, ai quali purtroppo ci siamo ormai abituati, ma in realtà non è come tanti altri. Il colpo infatti è stato messo a segno nel cuore di Padova, in via Altinate, zona pedonale. Il negozio è a 20 metri dal centro San Gaetano, eppure i malviventi hanno agito indisturbati. Mi hanno chiamato stamattina alle 8:30 e mi sono trovato la vetrina sfondata con... portato via un sacco di cose, tra cui biciclette, orologi, occhiali, l'iPad e un sacco di altre cose. Public, questo è il nome del negozio, vende abbigliamento alla moda, capi firmati di alta qualità. Il titolare ha trovato tutto in disordine, ma i ladri hanno scelto con cura gli articoli da rubare. Un furto che richiama quello avvenuto pochi giorni fa al Duca d'Aosta, altro negozio in zona pedonale. Il bottino lì selezionato con cura. La polizia sta già visionando le immagini del circuito di videosorveglianza interno. Intanto i commercianti chiedono più controlli e più telecamere. Forse basterebbe qualche telecamera in più, con una definizione in modo da riconoscere, che presumibilmente forse è passato anche un furgoncino a caricare, che era tanta roba. Dopo un furto del genere c'è anche una sorta di rassegnazione, difficile difendersi da questa sensazione di insicurezza quando ti colpisce direttamente. Sistema, magari rimetto l'allarme e non ho grandi idee su come difendermi. Come ci si resta quando succedono queste cose? Cioè, qual è un po' Male. Male. A Marcona nel veneziano parlano padre e figlio che l'altra notte si sono trovati faccia a faccia con i ladri entrati nella loro abitazione. Sentiamo. Qui ho 2 ferite che mi ha fatto col punteruolo, no? E dopo lì nella colluttazione loro hanno saltato, loro erano agili, no? Hanno saltato la rete, saltando la rete noi altri dietro abbiamo saltato anche noi, no, la rete, no? L'abbiamo ripresi lì a metà strada. Lì abbiamo avuto una prima colluttazione, pugni e calci. Sono riuscito a prenderne uno dei 2, però poi abbiamo cominciato insomma, a fare a pugni, tra virgolette, e lui ha tirato fuori un coltello. A quel punto l'ho lasciato
l'ho lasciato andare. Siamo arrivati poi tutti e due alla macchina, lui è riuscito a aprire la portiera, da me invece si era chiuso dentro. Sono riuscito a spaccargli uno specchietto e uno stop, ho detto magari riusciamo a rendere riconoscibile la macchina, ma c'è stato verso. Tra le altre cose poi lui, quando ha aperto la portiera, si è ritrovato con un punteruolo puntato alla pancia, insomma non è proprio il massimo, ecco. Neppure per un istante hanno avuto paura. Volevano catturare i ladri che si erano introdotti nella loro villetta in via Don Bosco a Marcon, recuperare il bottino e dare una lezione a chi aveva violato la quiete di una tranquilla serata in famiglia. Manuel Stamati, 26 anni, era in soggiorno con la fidanzata quando ha sentito l'insistente abbaiare di Black, il piccolo e vispo cane di casa. Insospettito è salito al primo piano verso la porta della stanza da letto da cui provenivano insoliti rumori. I due ladri si sono dati alla fuga gettandosi dalla finestra e atterrando proprio di fronte al padre Angelo, 70 anni, che aveva nel frattempo aggirato la casa. Qualcun altro sarebbe scappato. Padre e figlio si sono lanciati invece all'inseguimento dei delinquenti, saltando dietro di loro la rete del giardino e arrivando a prenderli nel vialetto esterno. Entrambi sono rimasti leggermente feriti nello scontro. Soltanto dopo la fuga dei banditi hanno chiamato i carabinieri. Sono bravi ragazzi, ma da loro non mi aspetto molto, confessa Angelo. Sapete meglio di me come vanno queste cose. Li prendono, dopo il giorno dietro il giudice li manda fuori, che a un certo momento, se io lo occupo e faccio dei danni mi tocca anche risarcirlo, mi dica lei, mi risponda lei, che cosa dobbiamo fare? Almeno se lo prendevo gli davo una girata di pugni, almeno l'ho preso, sono riuscito ne ho prese le botte, ma ne ho date pure, manco quella soddisfazione. Abbiamo agito distinto, pensando solo a prenderli, spiega Manuel. Riflettendoci ora non è una cosa che rifarei. A sangue freddo non è... Abbiamo ragionato un attimo e sicuramente la cosa migliore sarebbe chiamare i carabinieri e non rincorrere queste persone, perché non si può sapere che cosa abbiano dietro con loro. Sono persone pericolose, si vedono da come si comportano. Non lo so, in quel momento probabilmente uno non ragiona, però se uno si ferma un attimo a rifletterci non è il caso. Ancora cronaca, lo scorso 1° dicembre in una gioielleria di Cortina d'Ampezzo aveva rubato un rotolo di braccialetti, ben 80 in oro giallo e bianco, per un valore complessivo di 20.000 euro. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ne state vedendo alcuni fermoimmagini, la polizia di Belluno è riuscita a risalire alla responsabile, che è stata arrestata su ordinanza di custodia cautelare a Vimercate in provincia di Monza e Brianza, rinchiusa in carcere a Milano. Si tratta di una nomade di 55 anni che la gioielliera ha riconosciuto. A lei gli investigatori sono risaliti grazie anche all'individuazione dell'auto usata per la fuga, una Renault Modus di colore scuro. Ancora cronaca dal Vicentino, in corriera alcuni profughi guardano un video della Jihad, un passeggero li nota, si preoccupa e arresta e avvisa la polizia. Sentiamo. Vicenza. Non ha esitato ad allertare la polizia un passeggero della Corriere che da Bologna arriva a Vicenza quando si è reso conto che il video guardato da un gruppetto di migranti mostrava bandiere della Jihad e immagini di uccisioni. Una volta arrivato alla stazione delle Corriere di Vicenza, gli agenti della Digos hanno fermato il gruppetto, 3-4 ragazzi. Uno di questi, di 28 anni, sarebbe alloggiato in una struttura per profughi nell'Alto Vicentino e poi sono stati portati in questura. I giovani, che non si sono mostrati collaborativi, sono stati identificati. Dalle perquisizioni personali e domiciliare non sarebbe emerso al momento qualcosa di significativo, mentre l'autorità giudiziaria però ha disposto gli accertamenti tecnici sui cellulari del gruppetto, che sono stati tutti sequestrati. Cauto il commento del questore di Vicenza Giuseppe Petronzi. Non parliamo di allarme, ci sono attività che rientrano nella nostra quotidianità, nella routine.
La Guardia di Finanza di Verona ha denunciato 11 evasori totali nell'ambito di un'indagine riguardante 4 società che attraverso lo scambio illecito di manodopera hanno commesso violazioni fiscali e giuslavoristiche dal 2011 al 2016, accertate 411 posizioni irregolari ed altri 11 lavoratori in nero ed emersi oltre 2 milioni di ricavi non dichiarati al fisco e circa 1 milione di euro tra IVA dovuta e contributi non versati. Ed ora a Scorzè con il caso di un caporeparto condannato per avere preteso regali dai suoi sottoposti per concedere loro le ferie. Sentiamo. Pretendeva regali dai colleghi per concedere loro i giorni migliori di ferie, quelli più ambiti da tutti, ma anche periodi lunghi come le 3 settimane di fila, spesso richieste dai lavoratori stranieri. Le sue principali vittime, secondo il giudice Michela Rizzi di Venezia, che ha condannato per estorsione un caporeparto 49enne della Ilnor di Scorzè. Richieste andate avanti per diverso tempo, quelle avanzate dal caporeparto. Per almeno 6 anni gli operai avevano dovuto sottostare alle sue pretese, secondo l'accusa. Tappeti orientali, collane, sigarette, non dunque pensierini dalle vacanze, ma ricompense per aver autorizzato le ferie. A presentare denuncia solo una delle vittime, un tunisino di 42 anni costretto tra il 2005 e il 2011 a portare al capo i doni più preziosi, calcolati complessivamente in 2.400 euro. Ma altri 2 lavoratori, secondo l'accusa, sarebbero stati costretti a regalargli borse, portafogli, cellulari e iPad. Da qui la richiesta del PM di una condanna a oltre 5 anni e la decisione del giudice di infliggergli una pena di 3 anni e 8 mesi. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto, incredibile vicenda sindacale a Maserà, l'azienda notifica licenziamenti collettivi a 56 operai, i sindacati presidiano la fabbrica, ma intanto la dirigenza con un gruppo di impiegati salvati dai licenziamenti si trovano a lavorare in un albergo di Montegrotto. Sentiamo. Viva la solidarietà! Mentre 56 lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento presidiavano la loro fabbrica a Maserà in segno di protesta, 20 loro colleghi salvati dall'azienda e i dirigenti hanno continuato a lavorare spostando gli uffici in alcune stanze di un albergo di Montegrotto, bypassando il picchetto. Ora i colleghi li hanno scoperti. Diciamo che li abbiamo stanati e abbiamo deciso di fare questa manifestazione proprio per rendere anche pubblica questo loro comportamento, che anche rasenta quelli che sono le norme di legge, perché non si può lavorare in maniera subordinata all'interno di locali, diciamo, affittati e non consoni e non rispettosi delle normative di legge. La procedura di licenziamento collettivo per 56 dipendenti su 76 della Exo Italia di Maserà, gruppo Crocs, è stata notificata il 31 maggio. Secondo la CGIL l'azienda delocalizzerà la produzione all'est, tenendo nel padovano solo la progettazione e l'amministrazione. L'incontro in Confindustria è andato molto male e da subito abbiamo chiesto l'apertura di un'unità di crisi presso la Regione, presso l'assessorato alle politiche lavorative regionali, perché riteniamo che questa cosa debba essere affrontata a questo livello. Il presidio fuori dallo stabilimento di Maserà continuerà a oltranza, dicono CGIL e CISL, fino a quando la Exo non ritirerà i licenziamenti. I sindacati chiedono anche che finisca presto il tutti contro tutti in corso. E noi chiediamo anche la solidarietà dei lavoratori che sono dentro in questo albergo in questo momento, perché riteniamo che anche loro siano coinvolti in questo, perché i prossimi potrebbero essere loro. E è chiaro che un comportamento del genere non aiuta quella che è la manifestazione del nostro dissenso, e su questo chiediamo appunto la loro e anche il loro supporto. Antonio Calò, europeo dell'anno per la sua accoglienza dei migranti. All'estero lo abbiamo raggiunto al telefono per chiedergli che cosa significhi per lui questo importante riconoscimento. Questo vuol dire che il professor Calò sarà ancora più convinto, mi sento molto più forte moralmente per portare avanti questa cosa
a livello italiano ed europeo, assolutamente. Ringrazia sua moglie e i suoi figli, ringrazia tutti quelli che hanno creduto nel suo modello di accoglienza. Il professor Antonio Calò, cittadino europeo dell'anno per il Parlamento di Bruxelles, che nella sua semplicità ha riconosciuto come straordinaria l'ospitalità data in casa a 6 migranti avviati poi a un percorso di studi e di ricerca di lavoro. Lui che insieme alla moglie ha poi lasciato la casa ai figli e ai migranti per trasferirsi in canonica a Santa Maria del Sile, e ora che con il nuovo governo si torna a parlare di migranti sotto tutt'altra ottica, Calò dice: quando una persona ha bisogno, indipendentemente da chi è, da che cos'è, bisogna saperla aiutare. E questo è il segnale che vorrei mandare. E questo è lo spirito europeo vero. La cerimonia di premiazione è prevista il 9 e 10 ottobre a Bruxelles. Calò si aspetta però un attestato di soddisfazione anche dal governo italiano. Mi aspetto che il ministro mi telefoni, perché sono un italiano, o no? Non le sembra? Che comunque le autorità riconoscano che una persona italiana, tra l'altro a Treviso, nel Veneto, abbia portato avanti un progetto con coerenza, con l'aiuto di tante altre persone, come si diceva, e questa coerenza chiaramente è stata premiata, perché secondo me il tema dell'accoglienza non deve assolutamente essere ridotto solo alla questione profughi, ma a qualsiasi persona che ha bisogno, in primis anche gli italiani stessi. Subito dopo i TG torna 20:10, la politica in primo piano, ospite questa sera Mario Conte, candidato sindaco del centrodestra per le elezioni amministrative a Treviso. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo in prevalenza stabile, tuttavia con qualche disturbo. Vediamo il dettaglio di sabato 9 giugno. Sul Veneto al mattino ampio soleggiamento ovunque. Dal pomeriggio qualche addensamento sui rilievi del Bellunese e sui monti del Vicentino, anche con qualche acquazzone associato. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 30 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, qualche spazio soleggiato in più al mattino, poi con il passare delle ore lieve peggioramento con qualche rovescio possibile un po' su tutti i settori della nostra regione. Generale miglioramento entro la serata. Temperature minime comprese tra 18 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 26 e 30 gradi circa. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Tutto sole al mattino, poi nelle ore pomeridiane si accenderà l'instabilità, con rovesci e temporali sparsi ma piuttosto frequenti ovunque. Anche in questo caso migliorerà entro la serata. Temperature minime comprese tra 14 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 31 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.